E dunque in acqua con questa prima serie 200 farfalla maschili, ancora medaglie naturalmente che si assegnano. Alessio Gerardin in corsia centrale, Antares nuoto, classe 2000, quindi categoria cadetti, ultimo anno delle categorie giovanili, miglior tempo di iscrizione. Al suo fianco passa ai 50 metri 27,07 Giorgio Boscaro, Gerardin 27,43, Saladini 27,84. Intanto presentiamo la seconda delle ragazze: Anna Maria Neamtu alla 1, Matilda Adda alla 2, Alice Beltrame alla 3, Cecilia Zanon alla 4, Alice Favoris 5, Anna Chiara Portolan alla 6, Giulia Della Ragione alla 7, Sara Boaro in ottava corsia. Ed eccoci ai 100 metri, metà gara ancora con Boscaro che conduce, 58,46, 31,39 i suoi secondi 50, Gerardin 31,41, Saladini 31,09, il più veloce in questo secondo tratto. Ricordiamo intanto a tutti gli atleti e i tecnici che durante la gara dei 100 rana avverranno tutte le premiazioni delle gare effettuate in precedenza. Preghiamo pertanto Alex Sabattani, Massimo Chiarioni, Luca Bravaccini, Giovanni Izzo, Manuel Frigo, Paolo Conte Bonin, Sofia Ostellari, Anna Porcari, Emma Scomparin, Glaia Pezzato, Alessandra Miari Fuccis, Viola Magoga, di presentarsi in zona premiazione. Intanto siamo alle battute conclusive di questa prima serie, ultima vasca, sempre in corsia numero 3 Boscaro con Giovanni Carossa che prova a rientrare nel finale. Dunque ancora un testa a testa per assegnare la vittoria, che va a Giorgio Boscaro, che quindi conduce dal primo all'ultimo metro. 2,3,16 per lui, Carossa 2,3,52, Saladini 2,4,08. Quindi ora la partenza, la seconda serie delle ragazze.